mattina con Renzi al Senato. Dall'Unione Europea rilievi, ma nessuna minaccia, ha detto il Presidente del Consiglio. I rilievi sono sempre stati fatti, sulla manovra economica naturalmente. Il Premier ha detto queste parole in relazione alla lettera dell'Unione Europea sulla legge di stabilità, cioè sulla finanziaria o manovra economica che dir si voglia. Nell'aula del Senato le comunicazioni sul Consiglio dell'Unione Europea che si apre domani. A proposito di legge di stabilità, previsto per oggi l'invio della lettera dell'Unione Europea all'Italia. La Commissione Europea chiede chiarimenti a 4 paesi, tra i quali anche la Francia, mettendo in guardia contro il rischio di violare le regole. Pensionati sul piede di guerra, no al pagamento il 10 del mese, scrive ancora l'agenzia ANSA. Mentre, terzo titolo, virus Ebola, guarito il cameraman della NBC negli Stati Uniti. Ashoka Mukpo verrà presto dimesso dal Nebraska Medical Center di Omaha. È il 4º paziente a guarire negli Stati Uniti. Ma prima di sentire Magdi Cristiano Allam, tra non molto, io vorrei brevemente proporvi, poi parleremo con lui del saggio che apre, dell'articolo che apre questo libro e che è dedicato all'iniziativa dell'Ordine dei giornalisti. È intitolato il pezzo Io l'islamofobo, dove Allam contesta chiaramente la definizione di islamofobo. Non ho nessuna paura dell'Islam in senso irrazionale. Ho una critica molto razionale, dice Allam, nei confronti della religione islamica e del Corano, il testo base. L'Ordine dei giornalisti però si è quasi inventato, per così dire, un reato di islamofobia. Per la prima volta in Italia ha aperto un procedimento disciplinare contro un giornalista proprio con questa ipotesi accusatoria, diciamo così, non essendo ancora formalmente reato nel codice penale italiano. L'accusa è quella appunto di islamofobia. Vuole processarmi l'Ordine dei giornalisti, dice Allam, per impedire a chiunque di criticare i seminatori d'odio. Un ordine dei giornalisti alleato degli estremisti. Ma il secondo articolo, vorrei proporvelo brevemente adesso, prima della conversazione con Allam. Il secondo articolo è intitolato Perché non possiamo non dirci islamofobi, sempre all'interno di questo libro che, vi ricordo, potete comprare a 5,60 € più il quotidiano Il Giornale. Perché non possiamo non dirci islamofobi? Dopo aver contestato naturalmente la definizione di islamofobia, non è una paura di origine quasi psichiatrica, è al contrario una critica motivata, razionale, argomentata nei confronti del Corano e della religione islamica. In ogni caso, se proprio vogliamo adottare questa definizione, diciamoci tutti allora islamofobi, tutti ovvero tanti, perché tante sono le citazioni, non soltanto da personalità della storia religiosa cristiana e cattolica, ma anche da politici e intellettuali, a proposito dell'Islam e del Corano, raccolte in questo secondo saggio. Santi, poeti, scrittori, filosofi, uomini politici, da Francesco a Dante, da Churchill a Wojtyla, perché la critica all'Islam è parte fondante della civiltà europea. E a coloro che oggi si inventano il reato di islamofobia, scrive Magdi Cristiano Allam, ricordiamo che la condanna dell'Islam e di Maometto è parte essenziale non solo della fede, ma anche della storia e della cultura dell'Europa e dell'Occidente cristiano. Il cristianesimo ha sempre giustamente condannato sia l'Islam come eresia, sia Maometto come impostore, perché è una questione di vita o di morte. Qualora il cristianesimo dovesse riconoscere l'Islam e legittimare Maometto, compirebbe un suicidio, perché rinnegherebbe i cardini della fede cristiana, la divinità di Cristo, la Trinità, la crocifissione e risurrezione di Gesù, che sono negate dal Corano. Più in generale, accreditare Maometto semplicemente come profeta significherebbe riconoscere che è lui il sigillo della profezia, cioè l'ultimo profeta perché viene dopo Cristo. Quindi si disconoscerebbe la figura stessa di Gesù Cristo. L'Europa nasce con un'identità cristiana, ricorda Allam, quando gli eserciti islamici, dopo aver sottomesso con la forza le sponde orientale e meridionale del Mediterraneo, invadono anche la sponda settentrionale. Poitiers nel 732, la Reconquista spagnola nel 1492, Lepanto 1571, Vienna 1683 segnano il riscatto dell'identità cristiana dell'Europa. Di seguito poi Allam propone alcune citazioni. Cosa hanno detto dell'Islam e di Maometto alcuni santi della Chiesa, ma anche alcuni insigni intellettuali e politici occidentali. Se sono islamofobi anche Dante Alighieri, Voltaire, San Giovanni Bosco e Winston Churchill, vuol dire che ci proclameremo tutti orgogliosamente islamofobi.
La catena di citazioni parte da San Giovanni Damasceno, nato a Damasco nel 650, quindi agli inizi dell'Islam, il quale scrisse nella sua Fons Cognitionis: comparve in mezzo a loro un falso profeta soprannominato Maometto, il quale, venuto per caso a conoscenza dell'Antico e del Nuovo Testamento, e come dicono, dopo aver incontrato un monaco ariano, creò una sua propria eresia. In seguito riuscì con l'inganno a farsi credere dalla gente come un uomo timorato di Dio e diffuse la voce che gli era stata consegnata dal cielo la scrittura. Quindi, dopo aver scritto nel suo libro alcuni risibili detti, glieli consegnò affinché vi si conformassero. Seguono citazioni da San Teofane, San Pietro il Venerabile, dove si parla di veleno mortale a proposito del Corano, capace di infestare più della metà del globo, è la definizione di San Pietro il Venerabile. San Francesco d'Assisi, che quando incontrò il sultano non aveva l'atteggiamento sottomesso o dialogante che spesso è stato venduto. La citazione di San Tommaso d'Aquino, che parla a proposito di Maometto di un personaggio che diffuse favole mescolate a dottrine falsissime, scrive San Tommaso. Inoltre a lui inizialmente credettero uomini bestiali, abitanti del deserto, e servendosi poi del loro numero costrinse gli altri ad accettare la sua legge con la forza delle armi. Dante Alighieri colloca Maometto all'inferno tra i seminatori di discordie e lo raffigura come un dannato che avanza tagliato dal mento all'ano, le interiora che gli pendono tra le gambe. Lui si apre il petto con le mani, si presenta come Maometto, indica il dannato che lo precede come Ali, tagliato dal mento alla fronte. Il dannato spiega che tutti loro sono stati seminatori di scandalo e di scisma, perciò sono tagliati a pezzi. Dopodiché abbiamo il giudizio di Martin Lutero, il quale a proposito di Maometto e del Corano scrisse queste parole: dopo che lo spirito della menzogna si era impossessato di Maometto, dopo che il diavolo aveva ucciso le anime degli uomini mediante il Corano e distrutto la fede dei cristiani, egli andò oltre, prese la spada e si dispose a uccidere i loro corpi. Ma per uscire dall'ambito religioso, anche Montesquieu parlò nello Spirito delle leggi, una delle sue opere più importanti, dell'Islam. L'Islam, scrisse Montesquieu, è una religione che parla solo attraverso la spada, ancora agisce sugli uomini con quello spirito distruttivo che l'ha fondata. Voltaire, nel suo dizionario filosofico, parla in questi termini di Maometto: è probabile che Maometto, come tutti gli entusiasti, violentemente colpito dalle sue stesse idee, prima le carica di buona fede e poi le fortifica con dei sogni, tanto che prende in giro se stesso e gli altri, e sostiene infine con delle furbate indispensabili una dottrina che credeva buona. E così Maometto si trovò alla testa di 40.000 uomini presi nel suo entusiasmo. Un mercante di cammelli provoca un'insurrezione nel suo villaggio. Alcuni miserabili seguaci si uniscono a lui. Li convince che egli parla con l'arcangelo Gabriele. Si vanta di essere stato portato in paradiso, dove ha ricevuto in parte il Corano, questo libro incomprensibile, ognuna delle cui pagine fa tremare il buon senso. Per seguire questo libro, egli mette a ferro e fuoco la sua terra, taglia la gola dei padri e rapisce le figlie, concede agli sconfitti di scegliere fra la morte e l'Islam. Nessun uomo, scriveva Voltaire nel dizionario filosofico, nessun uomo può scusare cose del genere a meno che non sia nato turco o la superstizione non abbia estinto il suo lume. Ma anche Arthur Schopenhauer, nella sua più celebre opera Il mondo come volontà e rappresentazione, parla del Corano. Il filosofo tedesco scrive quanto segue: prendiamo per esempio il Corano. Questo libro abietto è stato sufficiente a fondare una religione diffusa in tutto il mondo, a soddisfare il bisogno metafisico di infiniti milioni di persone per 12 secoli, a diventare la base della loro moralità e di un rimarcabile spregio della morte, e anche a ispirarle a condurre guerre sanguinose e ottenere grandi conquiste. In questo libro, il Corano, noi troviamo la più triste e miserabile forma di teismo. Forse si perde molto nella traduzione, ma non sono stato in grado di trovarvi una singola idea di valore, scrive Schopenhauer. Alexis de Tocqueville, nella sua opera Un ateo liberale, scrive quanto segue: dopo aver studiato moltissimo il Corano, scrive de Tocqueville, la convinzione a cui sono pervenuto è che nel complesso vi siano state nel mondo poche religioni altrettanto letali per l'uomo di quella di Maometto. A quanto vedo, l'Islam
è la causa principale della decadenza oggi così evidente nel mondo musulmano e benché sia meno assurdo del politeismo degli antichi, le sue tendenze sociali e politiche sono secondo me più pericolose. Per questo, rispetto al paganesimo, considero l'Islam una forma di decadenza anziché una forma di progresso. Le citazioni poi proseguono con San Giovanni Bosco, il quale nella storia ecclesiastica scrisse: Maometto, il più famoso impostore che fosse mai, nacque in seno a povera famiglia di padre pagano, di madre ebrea, nella Mecca, città dell'Arabia. Vagando in cerca di fortuna, fu fatto agente di una vedova mercantessa di Damasco che poi lo sposò. Siccome pativa epilessia, egli seppe servirsi di questa sua infermità per provare la religione da sé inventata, affermando quelle frequenti cadute epilettiche essere altrettanti rapimenti in cui Maometto teneva colloqui con l'arcangelo Gabriele. La religione che esso predicava è un miscuglio di paganesimo, giudaismo e cristianesimo. Ammette un solo Dio, non riconosce Gesù Cristo come Dio, ma solo come suo profeta. Dettò la sua credenza in lingua araba, compilando un libro cui diede il nome di Corano, cioè il libro per eccellenza, nel quale si vanta di avere operato un miracolo, peraltro molto ridicolo, scriveva San Giovanni Bosco. Narra cioè Maometto che, essendo caduto un pezzo di luna in una sua manica, egli seppe per bene racconciarla. Ecco perché i maomettani presero per insegna la mezzaluna. Conosciuto come uomo perturbatore, i suoi concittadini volevano ucciderlo, ma l'accorto Maometto pigliò la fuga e ripiegò a Medina con parecchi avventurieri che l'aiutarono a impadronirsi di quella città. Questa fuga di Maometto si chiama Egira, che vuol dire persecuzione, e da essa appunto cominciò l'era musulmana, corrispondente all'anno 622. Il suo Corano, scriveva San Giovanni Bosco, è pieno di contraddizioni, assurdità e ripetizioni. Il maomettismo ebbe presto molti seguaci e in breve il suo autore, divenuto capo di formidabili masnadieri, poté con le parole e assai più con le armi dilatarlo per quasi tutto l'Oriente. Ma Allam riporta anche il giudizio di Winston Churchill, The River War, l'opera in cui Churchill scrisse queste parole: sono terribili le idee che l'Islam impone ai suoi seguaci. Oltre alla frenesia fanatica, che è pericolosa in un uomo come l'idrofobia in un cane, c'è questa spaventosa apatia fatalista. Gli effetti sono evidenti in molti paesi, scriveva Winston Churchill. Abitudini improvvide, sistemi sciatti dell'agricoltura, metodi lenti di commercio e l'insicurezza della proprietà esistono ovunque i seguaci della regola del profeta vivono. Un sensualismo degradato priva questa vita della sua grazia e raffinatezza, il prossimo della sua dignità e della santità. Il fatto che nel diritto maomettano ogni donna deve appartenere a un uomo come sua proprietà assoluta, sia come un bambino, una moglie o una concubina, ritarderanno l'estinzione definitiva della schiavitù fino a che la fede islamica avrà cessato di essere una grande potenza fra gli uomini. Migliaia diventano i soldati coraggiosi e leali della fede. Tutti sanno come morire, ma l'influenza della religione paralizza lo sviluppo sociale di coloro che la seguono. Nessuna forza retrograda più forte esiste nel mondo. Lungi dall'essere moribondo, scriveva Churchill, l'islamismo è una fede militante che fa proselitismo. E poi c'è ultima citazione dal discorso all'accettazione dell'Annie Taylor Award, Oriana Fallaci: l'Islam moderato è un'altra invenzione, disse Fallaci, un'altra illusione fabbricata dall'ipocrisia, dalla furberia, dalla quislingheria o dalla realpolitik di chi mente sapendo di mentire. L'Islam moderato non esiste, e non esiste perché non esiste qualcosa che si chiama Islam buono e Islam cattivo. Esiste l'Islam e basta, e l'Islam è il Corano, nient'altro che il Corano. Il Corano è il Mein Kampf di una religione che ha sempre mirato a eliminare gli altri. Su questo punto, cioè su cos'è il Corano, si sofferma anche Ida Magli in un altro saggio contenuto nel libro di cui stiamo parlando, Non perdiamo la testa. È intitolato come un versetto del Corano: io getterò il terrore, voi colpiteli sulle nuche, perché la lezione violenta del Corano fa dell'Islam la religione della sopraffazione. Anche questo saggio, da un punto di vista antropologico, dell'antropologa Ida Magli, antropologico e di storia della religione e di sostanza, diciamo così, religiosa, un saggio breve ma molto chiaro e interessante sul perché l'Italia, l'Europa, l'Occidente sono sconvolti, sorpresi, meravigliati dall'assassinio
messo in atto nei confronti di persone che non hanno fatto alcun male, ma che sono state prese prigioniere e condannate a morte perché appartenenti al mondo dei cosiddetti infedeli. L'uccisione sacrificale, insomma, è il punto di partenza dell'analisi di Ida Magli. L'uccisione sacrificale che avviene per sgozzamento e successiva decapitazione, fin dal tempo peraltro dei sacrifici degli arabi pre-islamici, una pratica che è stata poi confermata dal Corano, con il versetto: io getterò il terrore nel cuore di quelli che non credono, voi colpiteli sulle nuche. Questo punto, il significato sacrificale dell'uccisione degli infedeli, non è stato preso in considerazione dai nostri politici e commentatori, mentre invece è un dato fondamentale, l'aspetto sacrificale dell'uccisione di infedeli. È un dato fondamentale non soltanto per cercare di capire gli avvenimenti, ma per studiare una forma di risposta fornita di logica. L'assoluta ritualità dello scenario che ci è stato presentato nei video al momento delle uccisioni è proprio ciò che li ha resi terribilmente macabri e insopportabili ai nostri occhi, questi video delle uccisioni, delle decapitazioni. C'è la veste apposita per la vittima, l'inginocchiamento, la frontalità rispetto a coloro per i quali la vittima viene sacrificata, la presenza incombente del sacrificatore. Sono tutti segni e simboli costitutivi del rito. Noi però siamo da lungo tempo disabituati al linguaggio del sacro e alla sua potenza, per cui ne siamo stati colpiti senza comprenderla. Barbarie, delirio di fanatici, hanno esclamato concordemente i commentatori che non riuscivano a credere, dato il tono minore che le religioni hanno ormai assunto negli accadimenti della storia, che all'improvviso si rivelino attori di una guerra spietata proprio dei credenti, dei fedeli di Allah o di qualsiasi altro Dio. Non ci sembra, insomma, possibile che sia la religione a muoverli e di fatto siamo disarmati, scrive Ida Magli. Non abbiamo neanche cominciato a cercare di capire, tantomeno a ragionare. Certo, è barbarie, si tratta di gesti esclusi dalla moderna convivenza civile fra individui e fra nazioni. È la nostra più alta conquista morale, la consapevolezza e l'affermazione che nessun uomo può essere uno strumento. Ci ripugna talmente l'idea del sacrificio umano che vorremmo quasi credere che non sia mai esistito. Ci piacerebbe dimenticare che perfino le guerre sono state causate, molte volte nell'antichità, dal bisogno di catturare prigionieri da sacrificare al proprio Dio. I giornalisti, esperti come sono delle quotidiane follie di cui è capace l'essere umano, si aggrappano all'idea del fanatismo come unica spiegazione di una violenza inammissibile, mentre Obama non ha concesso né a se stesso né ai nemici un solo minuto di riflessione prima di rispondere con le bombe. Bisogna invece studiare il nemico prima di muoversi, prendere tempo con lunghe trattative. È la lezione fondamentale che ha dato Giulio Cesare, l'autore del De Bello Gallico, a tutti i comandanti di eserciti. Errore gravissimo quello di non riflettere per chiunque abbia a che fare con la mentalità araba, mentalità che è l'opposto di quella americana, lenta, aggrovigliata, sempre alla ricerca d'astuzie e sottigliezze che adombrino per ogni problema almeno 10 soluzioni. Mentalità che rispecchia chiaramente quella del Corano. E poi c'è un approfondimento sulla figura di Maometto nel saggio di Ida Magli, poi magari ne riparleremo. Intanto c'è lo stacco pubblicitario e poi dovremo essere in collegamento con Magdi Cristiano Allam. Riepiloghiamo. Sì.
Rieccoci in onda, allora collegato telefonicamente con noi Magdi Cristiano Allam, che saluto, buongiorno innanzitutto. Buongiorno. Abbiamo parlato poco fa e mi sono permesso anche di citare qualche passaggio del secondo articolo di questo libro. Abbiamo parlato appunto del libro Non perdiamo la testa, il dovere di difenderci dalla violenza dell'Islam, che è uscito ed esce e si può acquistare con il giornale al prezzo di 5,60 euro più il prezzo del quotidiano. Sono diversi i saggi, i primi due sono curati da Magdi Cristiano Allam, che introducono le questioni poi affrontate nel libro da Ida Magli, da Fausto Biloslavo, da tanti altri autori. Me ne parleremo mano a mano, però intanto io vorrei partire proprio dal tuo saggio, il primo, dal tuo articolo, Magdi Cristiano, cioè dal fatto che è accaduto e del quale peraltro mi sembra ci sia stato tutto sommato una eco abbastanza ridotta, a dire il vero. Il direttore del giornale Sallusti dice che questo fatto ha fatto prendere posizione a pochi ma buoni, però pochi rimangono, ovvero il fatto che l'ordine dei giornalisti voglia processarti, ti ha sottoposto, diciamo così, a un procedimento disciplinare per islamofobia, che ancora tu scrivi non è un reato nel nostro codice penale, però rischia con questa presa di posizione dell'ordine dei giornalisti di diventarlo un domani, nel caso tu fossi condannato. Tu come hai accolto in prima battuta questa iniziativa dell'ordine dei giornalisti, che ha sconfessato l'ordine dei giornalisti del Lazio, che invece aveva archiviato una denuncia proveniente da una delle organizzazioni islamiche italiane, no? Sono rimasto scioccato perché è inconcepibile che l'istituzione che più di altre dovrebbe essere preposta a salvaguardare la libertà d'espressione si sia prestata a far propria la strategia dei militanti islamici che da un decennio stanno cercando di imporre in Italia il divieto di criticare l'Islam, il Corano, Maometto, Allah, la Sharia, le moschee. Questo fatto non può che lasciare esterrefatti e subito dopo ci obbliga a riflettere su come ciò possa essere accaduto e soprattutto cosa fare per impedire che si attui questa strategia che di fatto si tradurrebbe nella nostra sottomissione all'Islam e nella perdita della nostra civiltà, che è agli antipodi rispetto alla Sharia, alla legge coranica. E considero la decisione dell'ordine dei giornalisti, del suo presidente, del presidente del Consiglio nazionale di disciplina, come una resa a questa forma di terrorismo islamico dei taglialingua, cioè di coloro che ci vogliono vietare il punto di criticare l'Islam, e mi auguro che tutti i giornalisti italiani comprendano che in ballo non c'è tanto una questione che concerne Magdi Cristiano Allam, non è una questione privata, certo. È una questione pubblica, è una questione che concerne la libertà d'espressione, è una questione che concerne due articoli della nostra Costituzione, l'articolo 19 che riguarda la libertà di culto e l'articolo 21 che riguarda la libertà d'espressione. Bene, nella memoria difensiva depositata dall'avvocato che mi assiste, l'ha fatto venerdì scorso all'Ordine dei giornalisti, si chiarisce che l'articolo 19 della Costituzione garantisce la libertà di culto dei singoli, ma non assume una posizione di tutela delle religioni in quanto religioni. Certo. Cioè lo Stato dice ognuno è libero di professare il proprio culto, ma lo Stato non assume una posizione di salvaguardia del culto a prescindere dai suoi contenuti. E comunque l'articolo 21 della Costituzione legittima la libertà di opinione, di critica nei confronti delle idee, nei confronti quindi delle ideologie, delle religioni. Non si capisce perché in Italia si possa liberamente criticare Gesù Cristo, la Madonna, i santi, il Papa, la Chiesa, il cristianesimo, e non si debba invece
criticare l'Islam. Ecco, quello che ti viene rimproverato, anzi l'accusa che ti viene fatta, tu lo chiarisci anche nel tuo saggio, in sostanza è riassumibile in questo. L'ordine dei giornalisti ti dice: tu fai affermazioni nei tuoi articoli, scritti peraltro nel 2011, di carattere generale sull'Islam e sui musulmani. Di conseguenza nuoci anche a quei musulmani moderati, che sono tra i 2 milioni presenti in Italia, sono un certo numero, dice l'ordine. Quindi tu generalizzi e colpisci quindi anche i musulmani moderati. Peraltro, con la questione dell'accusa di islamofobia, tu osservi anche l'ordine dei giornalisti, forse inconsapevolmente, e il forse pesa, mira a raggiungere lo stesso obiettivo dei fratelli musulmani, cioè in sostanza introdurre un reato che è assimilabile a quello di blasfemia che esiste negli stati islamici, no? Esatto. È veramente sconcertante, perché in uno Stato di diritto la responsabilità è soggettiva, cioè lo Stato di diritto si fonda sulla responsabilità soggettiva, cioè ognuno risponde dei propri atti. Quindi io avrei potuto essere in qualche modo denunciato dall'ordine dei giornalisti se avessi attaccato, offeso, oltraggiato qualcuno di specifico. Lì diciamo ci sarebbe il dolo, la colpa, il reato, ma la critica a una entità ideologica è assolutamente legittimo, cioè hanno assunto una posizione che è anticostituzionale. Infatti io lo dico anche nel mio saggio: qualora l'ordine non dovesse archiviare questo procedimento disciplinare, cosa che ha chiesto al mio avvocato nella memoria difensiva, dovesse assumere qualunque tipo di sanzione, io vado direttamente alla magistratura ordinaria e denuncio l'ordine dei giornalisti per aver violato la Costituzione italiana. Cioè io avrebbero potuto incolparmi se io avessi cioè avessi offeso qualcuno specificatamente, ma non possono in alcun modo inquisirmi per il fatto che io sono contro l'Islam. Anche qui io non ho paura, io non ho una paura immotivata e patologica. Appunto, volevo giusto sottolineare questo aspetto, perché leggendo il tuo saggio, che è diciamo di una chiarezza razionale assoluta, no? Di una limpidezza proprio di ragionamento, il punto centrale è questo qui. Qua non si tratta di islamofobia, cioè di manifestare un'avversione quasi di natura psichiatrica, si tratta di formulare dei giudizi che sono dovuti intanto a un'antica conoscenza e a un'antica prassi di vita, perché è la tua vita ed è il tuo studio che ti rende capace di capire meglio di molti altri quello che è l'Islam e quello che è il Corano. È la tua esperienza di vita che ti ha indotto a maturare determinate convinzioni ed è la tua ragione che ti permette di valutare sia il contenuto del Corano e dell'Islam, sia il percorso di vita che hai fatto tu, sia il quadro generale. Cioè è il tuo studio, la tua vita e la tua esperienza, ed è la tua ragione che ti guida a formulare determinate osservazioni. Altro aspetto, scusami se ti porto via qualche minuto, ma mi ha colpito leggendolo, cioè mi ha colpito per chiarezza intanto questo saggio e per rigore del ragionamento. Quando ti si accusa di screditare con i tuoi articoli e con ciò che pensi anche i moderati, tu chiarisci molto bene che questa questione dei moderati è una questione da ridurre a livello individuale, giusto appunto, è chiaro, no? Perché ciascuno di noi deve rispondere di se stesso. I musulmani, tu l'hai chiarito nei tuoi libri precedenti, negli articoli incriminati, in questo saggio di cui stiamo parlando, in questo libro, che certamente gli individui musulmani possono essere moderati come persone. Diverso è il tuo giudizio sull'Islam come sistema religioso, politico, diciamo così, sociale, no? E questo è il punto, che dovrebbe essere chiaro a tutti noi, ma dovrebbe essere chiaro a tutti questo aspetto. È chiaro. Giulio, sono loro che assumono una posizione razzista nel momento in cui concepiscono i musulmani come un blocco monolitico. Essendo stato musulmano per 56 anni, ho sempre sostenuto che le persone
tutte indistintamente hanno una loro specificità e che non costituiscono un blocco monolitico. E nel momento in cui loro dicono che io oltraggerei i musulmani moderati, creando la categoria dei musulmani moderati, loro assumono una posizione razzista. Io ritengo che ciascuna persona debba rispondere, come dire, dei propri atti, delle proprie idee. Se c'è qualcuno che si sente offeso, assume lui, come dire, un'azione di tipo legale, visto che siamo in uno stato di diritto. Anche questo fatto che debba essere l'ordine dei giornalisti ad intervenire su uno psicoreato, perché l'islamofobia è uno psicoreato. Ma noi siamo in uno stato di diritto, cioè se io ho commesso un reato è la magistratura che deve intervenire, non capisco perché ci si debba rivolgere a un ordine professionale per questo tipo di iniziative. Ma vorrei, beneficio dei lettori, ma tu l'hai detto nella pausa prima di questo nostro incontro, che quest'opera complessivamente vuole essere veramente un ausilio a conoscere dall'interno questa realtà, a partire dalle sigle, perché noi addetti al mestiere parliamo di ISIS e diamo per scontato che, come dire, che tutti sappiano di che cosa si tratta, ma in realtà se uno facesse anche un mini sondaggio per strada, io immagino che su 10 italiani 8 non saprebbero di che cosa si parla, magari potrebbero confondere l'ISIS con una sigla tipo TASI o TARSU e immaginare che possa essere una tassa. Di tassa. È necessario avere uno strumento che ci consenta di capire dall'interno quello che sta accadendo, ed è per questo che anche nel mio secondo saggio io ho voluto e mi sono limitato appositamente a riportare quello che i santi della Chiesa, quello che gli intellettuali europei hanno detto sull'Islam e su Maometto e sul Corano, per spiegare che la condanna dell'Islam, la condanna di Maometto sono parte integrante della nostra cultura, della nostra civiltà. È ridicolo che oggi si svegliano e dicono Magdi Cristiano Allam è islamofobo. No, siamo tutti islamofobi. Vabbè, sei in compagnia di Tocqueville, di Schopenhauer, di Voltaire, di Montesquieu, Dante, di Martin San Lutero, Francesco, di San Giovanni Bosco. Vuol dire, ma è naturale che sia così, perché se il cristianesimo dovesse legittimare l'Islam, se il cristianesimo dovesse assumere Maometto come un vero profeta, significherebbe il suicidio del cristianesimo. Quindi è qualcosa di come dire, di importante da capire, perché se no si finisce per come dire, far pensare agli italiani che oggi si stia commettendo come dire, un'offesa di natura storica, perché a prescindere da tutto l'Islam è buono. Non è affatto vero. No. Noi abbiamo sempre condannato l'Islam e l'Europa stessa nasce, si costituisce e si consolida sulla base della sua avversione all'Islam, sulla base delle guerre che ha dovuto affrontare nei confronti dell'Islam. Poitiers, Lepanto, Vienna sono, come dire, la Reconquista, sono le tappe che hanno segnato la nascita stessa dell'identità europea. Ultima cosa, io tra l'altro non ho ancora completato la lettura del saggio, sono arrivato fino al saggio di Ida Magli, che peraltro ho trovato anch'esso molto interessante, perché è il punto di vista di un'antropologa di grandissima esperienza e di grandissimi studi, oltre che di una brillante giornalista, e che però, diciamo,
mette l'accento sull'aspetto rituale e sulla figura del profeta Maometto, che tu dici, se riconosciamo come profeta, è come dire che, essendo venuto dopo Gesù Cristo, è come dire che si riconosce che lui è il vero profeta, no? Tra l'altro, a livello, diciamo perché così, loro lo considerano come il sigillo della profezia. Ecco, però il punto, l'ultima questione su cui volevo una tua puntualizzazione è questa. Tu scrivi, e dicevo prima, tutte le persone possono essere moderate come persone, vanno valutate individualmente, ma quello che io faccio è appunto un'opera di giudizio vagliata attraverso la ragione, la critica dell'Islam come religione. E da questo punto di vista tu dici chiaramente l'Islam non è moderato, scrivi, come religione, anzi è fisiologicamente violento, storicamente conflittuale. Perché? Perché ciò che Allah ordina nel Corano e ciò che ha detto e fatto Maometto legittimano odio, violenza e morte nei confronti dei nemici dell'Islam. È come se ci fosse quindi qui una radice di male che naturalmente può essere non seguita, questa radice di male, dai singoli individui, ma insomma fa diventare pericolosa questa dottrina, pericolosa questa religione, pericoloso il Corano, tra virgolette, perché chi vi si identificasse in maniera totale è portato tendenzialmente a identificare dei nemici. È sbagliata questa mia lettura o no? No, è corretta, è corretta ed è la posizione che mi auguro i nostri governi assumano per salvaguardare la nostra civiltà, per salvaguardare il nostro Stato di diritto, per salvaguardare la nostra democrazia. Noi non dobbiamo coltivare pregiudizio alcuno nei confronti dei singoli, delle persone, certo. E dobbiamo concepire che il dialogo, la convivenza si rendano possibili nel momento in cui tutti indiscriminatamente condividiamo gli stessi valori e rispettiamo le stesse regole, le stesse leggi. Detto questo, l'Europa deve assumere una posizione di grande chiarezza nei confronti dell'Islam, dicendo ad esempio che non è accettabile il fatto che possa essere legittimata l'uccisione di ebrei, di cristiani, di apostati, di infedeli, delle adultere, degli omosessuali. Non è accettabile che la donna venga considerata inferiore all'uomo. Non è accettabile che si legittimi l'uccisione di chi abiura la religione islamica. Come te del resto, no? Come te che sei stato condannato in base a versetti coranici e ai detti di Maometto. Esatto. Allora io devo, salvaguardare la mia civiltà, devo salvaguardare il mio Stato di diritto. E io dico ai musulmani: voi volete vivere in Italia, volete vivere in Europa, siete bene accetti fin tanto che vi comportate né più e né meno così come si comportano tutti i cittadini, ma non possiamo in alcun modo accordarvi deroghe rispetto a ciò che prescrive la Costituzione, le nostre leggi. Questo è, essere veramente, ugualitari, avere rispetto per le persone. Sono razzisti quelli che concepiscono i musulmani come un corpo a sé stante e ritengono che per il fatto che nel Corano è prescritto questo, che nella Sharia è prescritto questo, noi dobbiamo accordare loro questo, anche se viola in modo flagrante il nostro sistema di valori. Il relativismo valoriale, il buonismo, sono i mali profondi che utilizzati da noi stessi, da noi europei, da noi occidentali, ci portano al suicidio. Ecco, questo è il messaggio principale che c'è in questo testo, che, ricordiamolo, è presente nelle edicole a partire da ieri, ma resterà presente per diverse settimane in allegato con il giornale. Noi vogliamo aiutare gli italiani a capire il fatto che in Italia, solo salvaguardando il nostro diritto alla
ad usare la ragione, il nostro diritto a salvaguardare la nostra libertà, il nostro diritto ad affermare il primato della nostra civiltà, noi potremo essere pienamente noi stessi a casa nostra ed essere accoglienti anche nei confronti dei musulmani. Ci dobbiamo salutare, Magdi Cristiano, però io una cosa la devo dire, però, perché sono d'accordo con quello che tu scrivi anche a proposito dell'ordine dei giornalisti, che vada sciolto. Non ne comprendo l'utilità da tempo, ma in questo caso il sigillo l'ha messo questa decisione di metterti sotto processo. E per chi ci ascolta, tra l'altro, bisogna anche dire che non è un processino interno a una categoria professionale, perché ha tutti i crismi di un vero procedimento giudiziario, la messa in stato di il procedimento disciplinare verso un giornalista. Tanto è vero che, e qui c'è anche un'altra assurdità, siccome tu eri stato la tua posizione era stata archiviata dal tuo ordine di appartenenza, quello del Lazio, qui l'ha impugnata invece l'ordine nazionale, a parte il fatto che non ne avrebbe la legittimità, come ha fatto notare l'ex presidente dell'ordine lombardo Abruzzo, perché casomai spettava il procuratore generale, no? Di Roma. Esatto. Però questo fatto ci dice che questo è un procedimento giudiziario vero e proprio, e quello che tu dici potrebbe portare anche a una introduzione di una nuova figura di reato. Non è campato per aria, perché non stiamo parlando di un processetto che viene fatto tra colleghi, stiamo parlando di un procedimento che ha quasi la dignità di procedimento giudiziario. Questo deve essere anche capito. Perché tu devi andare con tanto di avvocato. Ideologica. Certo, però l'ordine dei giornalisti, che dovrebbe difendere appunto la libertà di espressione e che diventa più zelante del procuratore generale e fa appello per incriminare un giornalista, mi sembra qualcosa di incredibile, di assolutamente incredibile. E per questo la nota la volevo fare, perché è assurdo che un organismo che dovrebbe avere il compito primario di difendere la libertà di espressione di tutti faccia l'esatto contrario, cioè voglia far tacere qualcuno. Però come sono capitati male, perché io intendo andare fino in fondo a questa questione e non accetterò in alcun modo che in Italia si affermi il divieto di criticare l'Islam. Per me questa è una missione. Io mi batterò fino all'ultimo affinché questa strategia che vuole accreditare il reato di islamofobia non passi. Grazie a Magdi Cristiano Allam, buon lavoro e ne parleremo ancora di questo libro, non perdiamo la testa. Grazie a te Giulio, grazie a Radio Padania Libera, grazie. A risentirci presto a Magdi Cristiano Allam. Non perdiamo la testa, il dovere di difenderci dalla violenza dell'Islam lo trovate insieme a Il Giornale in edicola. Però prima di chiudere questo capitolo io vorrei brevemente tornare al saggio di Ida Magli. Ce ne sono tanti altri di saggi interessanti e di articoli in questo libro, a partire dal punto più politico di Fausto Biloslavo sull'inferno dopo le false primavere, per arrivare ad altre considerazioni di carattere più generale. Ma uno dei saggi senza dubbio più interessanti, insieme ai due introduttivi di Magdi Cristiano Allam che abbiamo appena sentito, è quello di Ida Magli, che vi stavo leggendo prima in parte. E il saggio di Ida Magli parte dal fatto che noi siamo disabituati anche a questo scenario di ritualità religiosa che è contenuto nei video delle esecuzioni, delle uccisioni e delle decapitazioni. È il linguaggio del sacro che è connaturato con il Corano e Maometto. E a proposito di Maometto, scrive l'antropologa Ida Magli, Maometto era un arabo ed è a lui che guardano i suoi credenti, essendo Allah un Dio lontanissimo, al quale è impossibile rivolgersi direttamente e neppure pregarlo, se non attraverso la mediazione o insieme al profeta. Quindi Maometto è la figura centrale, perché Allah è una divinità lontanissima. L'obbedienza alla volontà dell'unico Dio, Allah, coincide quindi con l'obbedienza al profeta Maometto, il quale conosce la volontà del Dio, Allah, perché gli è stata rivelata con il Corano, con il testo. Dal momento di questa rivelazione, il termine profeta, usato largamente in precedenza durante tutta la storia ebraica e in quella cristiana, assume la qualità di unico e si identifica con Maometto. L'unicità del Dio, Allah, è la stessa unicità del suo profeta, Maometto, il quale, Maometto, è insomma il padrone assoluto del mondo islamico e ha sistemato alla perfezione i suoi rapporti tanto con Dio quanto con gli uomini. L'Occidente, scrive a questo punto Ida Magli, dopo questo importante chiarimento, dovrebbe tenere sempre presente questa caratteristica che fa dell'islamismo
una religione diversa da qualsiasi altra, diversa soprattutto, per quanto l'opinione pubblica sia convinta del contrario, dall'ebraismo e dal cristianesimo. Diciamo meglio, l'Occidente deve guardare all'uomo Maometto e non solo alla religione che ha costruito, perché è a quest'uomo che i suoi fedeli obbediscono. Se diamo un'occhiata ai pochi dati certi o quasi certi della biografia di Maometto, vediamo chiaramente, scrive ancora Ida Magli, che corrispondono ai costumi delle tribù nomadi, arabe e beduine, sparse quasi ovunque nel VI e VII secolo d.C. negli immensi deserti della Siria. Prima di tutto, l'abitudine a non radicarsi in un territorio tipica del nomadismo, combattendo di continuo contro le tribù vicine per appropriarsi dei loro terreni e di tutto ciò che di meglio possiedono: cammelli, uomini, donne e bambini, che vengono aggregati al gruppo in qualità di schiavi e costretti ad abbracciare la fede dei loro padroni. Per Maometto il nomadismo e il bisogno di razzia si trasformano nello strumento più utile per imporre con la guerra la sua religione presso le popolazioni che conquista. Non è difficile, a parte l'estrema aggressività e il valore del bottino sul quale contano i suoi guerrieri, non c'è nessun pericolo di rimanerne privi, in quanto spetta a Maometto, che fa le divisioni, la quinta parte di tutto ciò che viene conquistato. Maometto ha scelto i primi 5 libri dell'Antico Testamento come base del Corano. Sono i libri più antichi, rispondenti al pensiero dei pastori nomadi dell'epoca di Mosè, con la loro giustizia del taglione, il primato del capofamiglia su tutto il gruppo, la poligamia e l'inferiorità delle donne. Un insieme di credenze e di comportamenti che i popoli di Siria, di Palestina e di buona parte dell'Africa già conoscono attraverso ebraismo e cristianesimo. Ma è evidente che l'islamismo riesce a diffondersi con facilità perché, contrariamente a quanto succede nelle altre religioni cosiddette rivelate, in cui sussiste sempre un ambito di mistero e di dubbio interpretativo, Allah dice con chiarezza ciò che vuole, dato che parla attraverso un uomo, ed è sufficiente quindi obbedire alla lettera al suo profeta Maometto. La serie di gesti quotidiani di purificazione, di garanzie magiche fornite dall'esecuzione rituale della preghiera, l'aggregazione iniziatica al gruppo del popolo eletto per mezzo della circoncisione, danno forza concreta, tangibile, al sentimento di questa fede. E dopo la pubblicità vediamo di arrivare anche alla considerazione finale in questo breve saggio di Damagli, dedicato al perché la lezione violenta del Corano fa dell'Islam la religione della sopraffazione.
22. Torniamo al saggio di Ida Magli dal libro Non perdiamo la testa, edito da Il Giornale e in distribuzione in edicola insieme a Il Giornale, di cui abbiamo parlato prima con Magdi Cristiano Allam. L'aspetto che Ida Magli sottolinea della religione basata sul Corano, della religione di Allah sostanzialmente, è che Allah dice con chiarezza ciò che vuole. Perché? Perché parla attraverso un uomo che è il profeta Maometto, dunque è sufficiente obbedirgli alla lettera. E per quanto riguarda l'ordine sociale, anche qui il messaggio è molto chiaro. È basato sul più istintivo concetto di giustizia, quello del taglione, occhio per occhio, dente per dente, morte per morte. È un messaggio facile da comprendere e garantisce un'immediata e reale soddisfazione, la soddisfazione sul corpo. Nell'islamismo sono in atto quindi le strutture universali del sacro, scrive Ida Magli, e la loro organizzazione sociale a livello elementare, strutture che vibrano spontaneamente nell'animo umano, perché rispondono, acquietandolo, al bisogno di sicurezza che assila ogni uomo. Ma c'è un fattore in più nella religione di Maometto e domina su tutti gli altri, imprimendole un'inesauribile vitalità. Bisogna combattere per la vittoria di Allah. È questo l'ordine che Maometto ha dato fin dall'inizio e che ha garantito e garantisce tutt'oggi l'espansione dell'islamismo. Combatti e vincerai. Il termine combattere è uno dei più frequenti nel testo del Corano. Islam e battaglia vittoriosa sono la stessa cosa, perché è Allah stesso, Dio, che combatte quando i suoi fedeli combattono. Ricordati come il tuo Signore t'ha fatto uscire dalla tua dimora per la missione di verità, recita il Corano. Non voi li uccideste, bensì Allah li uccise, né tu scagliasti la sabbia nei loro occhi quando la scagliasti, bensì Allah la scagliò. Quelli che abbandonano il loro paese e combattono nella via di Allah, quelli possono sperare la misericordia di Allah. Se non uscirete in campo, Allah vi punirà con un castigo doloroso e vi sostituirà con un altro popolo. Uscite in campo armati leggermente e pesantemente e combattete con le vostre sostanze e con le vostre persone. Quanto piace agli uomini sfidarsi, conclude il suo saggio Ida Magli, quanto piace agli uomini combattere, quanto piace agli uomini vincere. Maometto non ha avuto dubbi, non c'è differenza che tenga né di razza né di lingua né di storia di fronte alla voglia dei maschi di combattere e di vincere. Ecco perché le donne, femmine nel Corano anche hanno un ruolo secondario, scrive Ida Magli e fa capire. Non c'è dunque niente che tenga, differenza di razza, differenza di lingua o di storia, di fronte alla voglia dei maschi di combattere e di vincere. Vincere significa che sei il più forte, che le tue idee sono quelle giuste, che la tua religione è quella vera, che tutto ciò che esiste nel mondo ti appartiene e hai diritto a prendertelo. Parte da qui, dunque, la violenza insita nell'islamismo. L'Occidente l'ha dimenticato, l'Europa soprattutto l'ha dimenticato, vedendo vivere tranquilli all'interno del proprio territorio tanti gruppi musulmani. Ma si tratta di un errore, scrive e conclude Ida Magli. I nostri maschi stanno morendo. O quelli musulmani moriranno insieme ai nostri, oppure si uniranno ai combattenti che già premono su di noi e vinceranno, scrive Ida Magli. E nel libro Non perdiamo la testa, il dovere di difenderci dalla violenza dell'Islam, edito insieme a Il Giornale, acquistabile in edicola. And the London Symphony Orchestra.
Festival. Perché? Perché domani si apre la 70ª stagione dei pomeriggi musicali di Milano, la prima firmata da Maurizio Salerno, tra l'altro organista di livello internazionale, oggi intervistato dal Corriere della Sera in cronaca di Milano. Il Teatro dal Verme verrà inondato dalle note di Handel, del Messia di Handel. Scusate, parto col barocco, titola oggi il Corriere della Sera l'intervista a Maurizio Salerno, che cura appunto la 70ª stagione dei pomeriggi musicali di Milano, un'altra delle prestigiose iniziative storiche milanesi. Facciamo però 4 discorsi sul quattrino adesso, giusto per chiudere in bellezza la mattinata, perché intanto si discute di finanziaria o legge di stabilità, che dir si voglia, proprio in questi giorni, e arriva la lettera dall'Unione Europea, naturalmente, perché l'Europa è in rosso e chiede i soldi a noi, come titola efficacemente il quotidiano Libero. A pagina 7 di oggi, la Commissione dell'Unione Europea, il signor Barroso uscente e il prossimo, Juncker, che impone agli Stati il rispetto dei vincoli di bilancio, ha un clamoroso buco di 26 miliardi nei suoi conti, in quelli della Commissione Europea. Così la Commissione si rivolge ai governi che sono in ritardo coi versamenti per ripianare il bilancio 2014. Rischio bancarotta, dateci subito almeno 4 miliardi. E sempre su questo punto, precisa il quotidiano Libero, potrebbe essere la Troika a mettere sotto osservazione Bruxelles e non gli Stati membri dell'Unione Europea. Mentre l'Unione Europea mostra i muscoli con gli Stati membri alle prese con bilanci traballanti e chiede il rispetto dei vincoli di bilancio, si scopre che la stessa Commissione Europea ha un clamoroso buco nei suoi conti. Stiamo parlando di 26 miliardi di euro. Una voragine che va riparata in tempi rapidi, altrimenti non ci sarebbe liquidità sufficiente per pagare gli stipendi degli euroburocrati oppure per finanziare programmi di spesa come l'Erasmus. Il capogruppo dei socialdemocratici al Parlamento europeo, l'italiano Gianni Pittella, ha lanciato l'allarme. Ha detto che la situazione del bilancio della Commissione è catastrofica. Mancano le risorse per onorare i pagamenti. Siamo a rischio di bancarotta. Pittella, Partito Democratico in precedenza, eletto appunto in precedenza in Italia, adesso eletto europarlamentare, anzi capogruppo dei socialdemocratici al Parlamento europeo, Pittella ha chiesto che i governi facciano la loro parte e che paghino almeno i 4 miliardi richiesti dalla Commissione nella trattativa in corso per ripianare il bilancio del 2014. Oggi è previsto il voto definitivo a Strasburgo, attesa da brividi. A rischio anche le risorse per l'Erasmus. Il buco è da colmare, ha detto l'europarlamentare del PD, per non tradire le attese dei giovani. Ma non solo, i soldi mancanti rappresentano una minaccia molto seria anche per i finanziamenti alle piccole e medie imprese e per i beneficiari dei fondi di coesione europea. Proprio quei progetti su cui gli Stati membri continuano a dire all'Unione Europea di voler puntare per far ripartire la famosa crescita e la famosa occupazione. A proposito di spending review di quattrini, però, è simpatica anche questa che racconta Libero, che evidentemente ha fatto i conti giungendo a questa cifra. Presumibilmente non sarà d'accordo il Comune di Milano, che è l'oggetto di questi conti. Gli spot sui gay ci sono costati 5 milioni a Milano. Festival, corsi bondage, intere palazzine assegnate alle onlus arcobaleno. Così la giunta Pisapia si fa pubblicità con i nostri soldi, a caccia di voti sull'altra sponda. 5 milioni di euro il costo calcolato da Libero, mentre per quanto concerne la finanziaria in senso stretto, la legge di stabilità, sempre su Libero troviamo un utile approfondimento a proposito dei conti che non tornano all'interno della partita della finanziaria. Partite IVA, IRAP e bonus, le fregature di Renzi. Per finanziare i tagli sul costo del lavoro 2015, il Premier si rimangia quelli del 2014, la stangata sulle regioni sale a oltre 6 miliardi, gli 80 euro diventano una detrazione fiscale. Sulle partite IVA, la manovra prevede l'innalzamento dell'aliquota IRPEF dal 5 al 15% e per i professionisti con basso giro d'affari consolidato significherebbe semplicemente innalzamento delle imposte. Come clausola di salvaguardia, possibile che per chi ha un reddito sotto i 40.000 euro sia consentito di mantenere la tassazione a forfait del regime dei minimi precedenti. Poi c'è la questione dell'IRAP retroattiva. Renzi ha annunciato un taglio IRAP sul costo del lavoro da 5 miliardi per quest'anno, 6,5 a regime, ma la norma abroga il taglio precedente, contenuto nel decreto IRPEF, del 10%, è pari a 2 miliardi, quindi la riduzione reale diventa 3 miliardi.
poi ci sono i tagli alle regioni e il bonus 80 euro nel 2015 diventa una detrazione fiscale. Il tetto resta di 24-26 mila euro di reddito lordo per poterlo percepire, il taglio, la detrazione, e consentirà una detrazione massima di 960 euro annui calcolata in base ai requisiti e ai giorni lavorativi. Sulla questione invece delle tasse sulla casa si sofferma Saverio Fossati nell'analisi a pagina 2 sul Sole 24 Ore, dopo l'articolo di Gianni Trovati, come al solito molto preciso, sulla questione dell'IMU. Un caos, l'85% dei comuni ha cambiato le regole. A Venezia, per esempio, l'IMU sulle seconde case scende dal 10,6 all'8,1 per 1000, ma soltanto perché aumenta la Tasi. Il conto totale è l'11 per 1000, quindi più alto dell'anno scorso il prelievo fiscale sugli immobili a Venezia. Lo stesso accade alle abitazioni principali cosiddette di lusso, che vedono ridursi l'IMU dal 4 per 1000 del 2013 al 3,5 per 1000, ma vengono caricate anche di un 2,9 per 1000 di Tasi. E ogni comune ha visto le sue differenze sull'IMU. L'85% dei comuni ha cambiato le regole. Ma soprattutto, scrive Saverio Fossati, qui abbiamo una continua giravolta di tasse sul mattone, un passo avanti, due indietro, un passo di lato e una giravolta. Insomma, la politica immobiliare del governo e del Parlamento rischia di cadere su se stessa, scrive Saverio Fossati sul Sole 24 Ore, se chi dovrebbe occuparsi della norma in discussione non si chiarisce le idee. E ad aumentare la confusione ci pensano anche i comuni, che stanno per costringere 16 milioni di contribuenti a rifare i conti a dicembre, quando pagheranno il saldo IMU con aliquote in gran parte diverse dal 2013 e dall'acconto di giugno. Questo forse pessimisticamente c'era da aspettarselo, anche se va detto che si poteva fare diversamente. Tra IMU e Tasi i contribuenti sono costretti a misurarsi con la calcolatrice almeno 2 volte all'anno, finché non si arriverà all'imposta unica sulla casa, annunciata da Renzi e subito slittata di 2 mesi, e che potrebbe limitare però la follia delle 100.000 aliquote comunali. Nella pagina 2 del Sole 24 Ore di oggi poi vengono riassunte, si tenta di farlo, tutte le giravolte che in pochi giorni hanno portato alla massima confusione le ipotesi di tassazione immobiliare, con l'effetto di bloccare decine di migliaia di rogiti e di preoccupare non poco il settore edilizio. Nella corsa agli emendamenti al decreto Sblocca Italia si è consumata una vera e propria farsa, scrive Fossati, sull'IVA al 4% per i lavori di recupero edilizio e di risparmio energetico. Si è preteso di recuperare il mancato gettito con l'innalzamento al 10% dell'IVA sull'acquisto delle prime case di nuova costruzione. Un 6% di aumento fiscale secco per un settore già disastrato, che vanta oltre 142.000 case non vendute. Attenzione però, scrive Fossati, un altro emendamento interveniva sul bonus IRPEF del 20% su chi comprava case nuove per affittarle, eliminando l'obbligo di locazione di affitto. Risultato: nell'agevolazione avrebbero potuto rientrare anche le prime case, per le quali l'aumento dell'IVA si sarebbe ammortizzato con la deduzione dall'IRPEF dell'importo pagato fino a 60.000 euro, anche se avrebbe funzionato appieno soltanto per chi aveva redditi dai 28.000 euro in su. In questa giostra di emendamenti, peraltro parecchio oscura come avete potuto capire, chi ci capisce è bravo, come per miracolo tutto avrebbe dovuto tornare. Chi ristrutturava spendeva meno IVA e chi comprava una casa nuova poteva recuperare l'aumento dell'imposta con la deduzione IRPEF. Peccato che nessuno avesse tenuto conto delle coperture finanziarie a fine giro, e quindi in poche ore tutti questi progetti sono stati bocciati dallo stesso governo che li aveva proposti. Nel frattempo però quante famiglie, si domanda Fossati, si sono bloccate col fiato sospeso sulla decisione se avviare o no i lavori di ristrutturazione o di acquistare una casa nuova? E quanti costruttori, e soprattutto i loro dipendenti in cassa integrazione, si sono sentiti presi in giro da tutti questi giri di valzer? Si domanda appunto Saverio Fossati sul Sole 24 Ore di oggi.
suono al pianoforte Wilhelm Kempf. Di tasse, in questo caso retroattive, si occupa anche il Corriere della Sera, o meglio, se ne occupano Massimo Fracaro e Nicola Saldutti, che certificano la totale continuità del governo Renzi col passato. Le tasse retroattive, il vizio di tutti i governi, questo compreso. Il tempo per il fisco italiano somiglia a una variabile indipendente e il calendario può anche girare al contrario, da dicembre a novembre, da novembre a ottobre, da ottobre a settembre e via così. Accade spesso, troppo spesso, che per esigenze di bilancio, di tirar su quattrini, si decida di spostare all'indietro il calendario e introdurre aumenti delle tasse con effetto retroattivo, peraltro vietato dallo Statuto del contribuente, questo comportamento che è legge addirittura rafforzata secondo la Corte di Cassazione. Un vizio comune a tutti i governi degli ultimi anni e che ha contagiato il Parlamento, un giochetto di prestigio che consente di concedere sgravi a qualche contribuente penalizzandone retroattivamente altri o di tappare improvvise falle nei conti pubblici. L'ultimo esempio è quello dell'IRAP, l'imposta regionale attività produttive. Nella legge di stabilità è appena stato deciso di alleggerirla per chi farà nuove assunzioni, soprattutto con contratti a tempo indeterminato, con riduzione dell'aliquota dal 3,9 al 3,5%. Altro lato della medaglia. Per tutti gli altri imprenditori che non assumono non perché sono cattivi, ma perché non possono, l'imposta torna al livello precedente, cioè al 3,9%. Ma da quando? Dall'entrata in vigore, non dall'entrata in vigore della legge di stabilità, gennaio 2015, bensì da gennaio scorso, cioè gennaio 2014. Applicazione retroattiva con 12 mesi d'anticipo rispetto all'entrata in vigore dell'attuale legge di stabilità, prossima finanziaria, insomma, quella che si va componendo in questi giorni. Si dirà che anche i vantaggi sono retroattivi, ma in questo caso, come accade col codice penale, la norma dovrebbe essere favorevole al reo, in questo caso il cittadino imprenditore. Retroattivi sono stati anche i tagli ad alcune detrazioni fiscali, le polizze vita, così come gli aumenti delle addizionali locali 2011. Retroattivo rischia di essere anche l'incremento dall'11,5 al 20% del prelievo annuo sui rendimenti dei fondi pensione, un altro innalzamento fiscale contenuto in questa legge di stabilità. E quando non si aumentano le tasse, si cambiano le regole del gioco, ovviamente a vantaggio dell'erario. Si calcola che solo nel biennio 2011-2013 siano state approvate imposte retroattive per un valore di circa 5 miliardi e 500 milioni. Viene da chiedersi quale validità abbia lo Statuto del contribuente, varato nel 2000 e presentato come il provvedimento che avrebbe reso più corretto il rapporto tra il fisco, lo Stato e i cittadini. Lo Statuto, articolo 3, stabilisce che, aperte virgolette, le disposizioni tributarie non hanno effetto retroattivo. Relativamente ai tributi periodici, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo di imposta successivo. Così dice lo Statuto del contribuente, ma questa norma, scrivono Massimo Fracaro e Nicola Saldutti oggi sul Corriere della Sera, questa norma viene spesso bypassata spiegando che si tratta di un'eccezione. Secondo lo Statuto, le leggi che trattano un argomento diverso da quello tributario non possono intervenire in materia fiscale se non per la parte di stretta pertinenza. E invece le tasse si moltiplicano proprio laddove non dovrebbero esserci e dove nessuno se le aspetta. Un esempio? Il taglio alla deducibilità dei costi delle auto aziendali introdotto per finanziare la legge Fornero sulla riforma del mercato del lavoro. All'articolo 4 dello Statuto del contribuente si stabilisce che non si può disporre con decreto legge l'istituzione di nuovi tributi, né prevedere l'applicazione di tributi esistenti ad altre categorie di soggetti, mentre molte imposte sono state introdotte proprio con decreto legge. E perché? Perché, ci viene detto, siamo in emergenza e così di eccezione in eccezione lo Statuto del contribuente è stato violato innumerevoli volte dal legislatore, questo soprattutto con l'avvento naturalmente del governo Monti, perché da lì eravamo in emergenza. Almeno qualche centinaio di volte è stato violato lo Statuto del contribuente, che è una legge, non è un regolamento della bocciofila, e non solo sulla retroattività. Uno statuto, insomma, pieno di buchi.
Un provvedimento che fa ancora la sua bella figura nella vetrina del fisco Made in Italy, ma dagli effetti pratici quasi nulli. La trasformazione da sudditi a cittadini, che doveva avvenire proprio grazie allo statuto, non è stata ancora completata e sono già passati 14 anni, scrivono anzi Massimo Fracaro e Nicola Saldutti nel commento a pagina 30 del Corriere della Sera di oggi.